Intra Siestri e Chiaveri s'adima una fiumana bella. Questo è il corso d'acqua a regime torrentizio citato da Dante Alighieri, che nasce presso Siestri, un piccolo agglomerato di case nelle montagne d'Appennino, e sfocia nella piana dell'Entella, a dividere diverse realtà sociali ed economiche di questa parte del Levante ligure. È un territorio completamente urbanizzato in cui restano qua e là emergenze storiche a ricordare un passato di dominio e potere familiare. Su un'asperità collinare alla sponda sinistra dell'Entella, tra terre coltivate a vigne e uliveti, appare ancora oggi come un'isola di pace il nucleo edificato il cui centro è la Basilica di San Salvatore, raggiungibile attraverso sentieri terrazzati tagliati da quella antica via romana che metteva in collegamento Chiavari, Lavagna e Sestri Levante. Situati su un vasto territorio, contea non per decisione regia, ma comes, come titolo di prestigio personale, i signori di Lavagna trasmettono tale dignità a tutti i discendenti, che in tempi diversi assumeranno cognomi e soprannomi differenti. Inevitabilmente il loro potere si scontra con l'espandersi di Genova, costituitasi comune, e neppure il riconoscimento di feudatari mette Lavagna al riparo dalle pretese genovesi, che riescono a privare la famiglia di ogni potere effettivo fuori della città. La politica di inurbamento è però congeniale al ramo dei Fieschi di Ugo, mentre altri rami cercano di costituirsi centri di potere legati all'origine fondiaria lungo vie di commercio e di transito in zone meno appetibili per Genova e più vicine ad altri territori. Inizia così la grande strategia familiare in abito finanziario e mercantile, in campo ecclesiastico e soprattutto una strategia matrimoniale. Quando nel 1227 Federico II riconferma il diploma di Federico I, i Fieschi hanno uomini eminenti nei centri di potere e possono pilotare le scelte nelle cariche ecclesiastiche o civili, sempre privilegiando parenti consanguinei o affini. In un primo tempo le battaglie politiche tra papato e impero vedono i Fieschi alquanto al margine della contesa, ma con l'elezione di Sinibaldo, Papa Innocenzo IV, si ha un preciso schieramento e l'evidenziarsi di quella che sarà la caratteristica della famiglia friscana, la presenza di un dominus, che è il personaggio più capace e intraprendente cui si affidano le sorti della strategia dell'intera famiglia. Questa visione di unità di stirpe, di punto di riferimento per ogni questione familiare, si attua nella Basilica di San Salvatore, costruzione voluta da Papa Innocenzo IV, dedicata nel 1252 da Perugia e conclusa dal nipote Ottobono, che non è un mezzo per rendere legittimi i guadagni mercantili, ma è una espressione di politica di coesione. Infatti Innocenzo IV chiama la Basilica la nostra Basilica, la pone alla diretta dipendenza dalla Santa Sede Apostolica e stabilisce il patronato per i nipoti e i loro discendenti maschi. A loro il compito di nominare 4 canonici e il clero che dirige le altre opere che dipendono dalla Chiesa, il ponte, l'ospedale e le altre chiese. Politica di potere familiare, per questo la Basilica si innalza non nella campagna, ma al centro di questo piccolo borgo sopraelevato, di un nucleo di case che sono costruite nello stile della città di Genova. Non è uno stile di campagna, i portici ad archi a chiudere la piazza leggermente ascendente sulla quale si trova un'altra piazzetta, che è sede della vita del borgo. In questo piccolo spiazzo, infatti,
era la sede degli agenti e dei massari per la pesa dei formaggi al tempo della fiera dei perdoni e perdonetti, in occasione della festa dell'esaltazione della croce. Qui si riscuotevano le gabelle sui formaggi da consegnare ai massari per donazione alla chiesa parrocchiale. Qui passavano le processioni e le erogazioni. Qui si transitava per andare a prendere i cadaveri e portarli alla sepoltura. Il suo nome da tempi antichi era Piazza di San Salvatore e in essa, al tempo che la chiesa vecchia verrà rifabbricata, si getteranno in fosse i getti e le pietre della chiesa precedente. Si troveranno le vestigia di una vecchia muraglia. La piazza della villa di San Salvatore, piazza della chiesa parrocchiale, è distinta dalla piazza della basilica, che non si può mai dire piazza pubblica della villa, come è detto nei documenti, ma piazza della basilica degli signori Fieschi, a significare un possesso nei secoli che è potere. La chiesa comitale, col suo aspetto severo, propone al viandante una lettura di fede. La grande rota, il rosone simbolo per eccellenza del rinnovamento tramite la storia salvifica, il cui centro è punto di partenza e di arrivo di tutte le cose. Poiché tutte le cose esistono grazie al principio che è Dio, vi è tra queste e Dio stesso un legame permanente, raffigurato dai raggi che uniscono il centro con gli infiniti punti della circonferenza. Raggi che possono essere percorsi in due sensi, in un mutuo eterno scambio. Il centro è pertanto l'inizio e la fine, l'alfa e l'omega. I raggi nel rosone della chiesa del Santissimo Salvatore sono in numero di 18, a significare l'unità nella molteplicità, come doppio del numero 9, simboleggiante il cammino dell'anima verso il cielo, ossia verso il Cristo troneggiante nell'eternità. Osservando il rosone in facciata, esso appare sottolineato da 4 teste di leone ruggente, posizionate a formare gli estremi di una croce, e pertanto la raffigurazione di Gesù, definito nell'Apocalisse leone di Giuda, e nel contempo richiamanti la risurrezione generale dei morti, visto che il leone ruggente, nella simbologia medievale, indica la vita nuova. Il discorso di fede si completa con la presenza delle sculture dei 4 evangelisti, che poste ai lati del rosone, con esso rappresentano il Cristo in gloria tra i 4 evangelisti, con la preeminenza data a Matteo, l'uomo con le ali o l'angelo, e a Giovanni, l'aquila, posizionati in alto a sinistra e a destra, perché sono questi evangelisti che hanno maggiormente trattato della gloria del Cristo e del suo ritorno sulla terra. Gli altri 2 evangelisti posti in basso completano l'insieme, avendo ciascuno un significato secondo le indicazioni dei padri della Chiesa. Matteo ha come attributo l'uomo con le ali perché ha cominciato il suo Vangelo con la genealogia del Cristo, il Dio incarnato. Marco ha come attributo il leone perché inizia il suo Vangelo con la predicazione di Giovanni Battista, voce di uno che grida nel deserto, e il leone, che secondo i bestiari medievali dorme con gli occhi aperti, è simbolo della risurrezione. Luca è rappresentato dal vitello o bue perché il suo Vangelo inizia col racconto del sacrificio di Zaccaria. A Giovanni è collegata l'aquila, perché il suo Vangelo parla della luce vera
e l'aquila è tra gli animali il solo che può guardare direttamente la luce del sole e salire alle altezze dei cieli. Le sculture sotto gli archetti sono fleur de lis, testa umana alata, grifo passante, testa umana con fiore, sirena bipeda, pesci, margherite, grappoli d'uva, aquila. La sirena richiama il mondo dell'aldilà. È l'anima dopo la morte in attesa del giudizio. Le sue forme sono quelle che il peccato ha impresso sul corpo del peccatore, difformità come segno del male. Il fiore a 6 petali è emblema del Cristo della creazione. La testa, lato celeste dell'uomo, ricorda che l'anima sopravvive al corpo. Il grappolo d'uva è segno della rinascita ad altra vita garantita dall'essere cristiani simboleggiati dai pesci. Così, il viandante che alzi lo sguardo alla facciata della chiesa legge su essa l'universalità della presenza di Dio, le diverse tappe per giungere alla salvezza, la promessa di redenzione per tutti gli uomini, perché l'uomo è nato per la vita futura attraverso il dominio sulle cose del mondo. La condizione è che il suo sguardo sia sempre rivolto al cielo. Ma il viandante ritrova anche in altre sculture la dichiarazione di quel potere temporale in cui il Papa si pone come mediatore tra la terra e il cielo, come capo non soltanto degli uomini ma degli angeli. Il fleur de lis testimonia il rapporto privilegiato del Papa con il re di Francia. Il grifo riporta alla dichiarazione di superiorità del Papa sull'imperatore e rimanda ai grifi affrescati nella chiesa di San Clemente in Roma, data in commenda al cardinale Ottobono Fieschi che vi abitò. L'autorità papale, affidata visivamente al grifo, si completa nella figura dell'aquila piumata e con le grandi ali aperte. L'aquila ha grandi ali che servono al Papa per proteggere ogni cosa e sostenerlo. Da figura della sovranità laica, l'aquila diviene quindi espressione del preciso programma politico di Papa Innocenzo IV. Il 13 aprile del 1245 Papa Innocenzo IV rinnova la scomunica a Federico II. Il 17 luglio del 1245, nella terza sessione del Concilio di Lione, viene letta la bolla di deposizione dell'imperatore Federico II. Quando Papa Innocenzo IV fondò la Basilica di San Salvatore, ebbe anche l'idea e dette l'ordine che fossero creati 4 canonici, furono divisi in 4 canonicati i beni appartenenti a questa di cui era stata dotata la Basilica. Questo è il libro del secondo canonicato della Basilica del Santissimo Salvatore dei Fieschi, è detta San Salvatore di Lavagna nei documenti antichi, e questo libro apre con la presentazione proprio di chi sono i canonici. Vi è un elenco di coloro che sono stati appunto incaricati di questo importante ufficio, e il documento dice così:
è il canonico della basilica che è stato presentato del Santissimo Salvatore di Lavagna. Ecco, Ganduglia si chiama, di Giobata del luogo di Spotorno, abitante in Genova. Sono stato presentato, eletto ed istituito dalla famiglia Fieschi, ossia dai discendenti dei Quondam o Pizzone e Tedisio, il 13 aprile e investito il 5 maggio dall'abate Giacomo Filippo Fieschi, proposito di detta basilica, ai piedi di cui ho fatto la professione di fede in forma solita. Ecco. Cosa erano appunto i canonicati? Erano una suddivisione delle terre che appartenevano appunto alla basilica e che dovevano dare un reddito. E il secondo canonicato fa un elenco dei paesi ed è molto interessante. I luoghi dove sono situati i beni enfiteutici o livellari: Carasco, Carpenissone, Cogorno, Genova, Pagli, che noi oggi chiamiamo Paggi, San Pietro di Sturla, Porcile e Rivarola. Questi sono i territori nei quali appunto sono indicati i beni che appartengono alla Chiesa, che devono dare un reddito, e molto spesso il reddito è basso, ma è anche accompagnato da galline che devono essere consegnate ai vari rappresentanti. È interessante il fatto che nel libro si trovano delle notizie particolari. Ad esempio, su certe zone viene indicato non soltanto il confinante, ma vengono indicati anche i tipi di prodotto agricolo. Noi avremo Porcile, che oggi è nella zona di Borzonasca, è la zona detta di Belpiano, un Andreas Barbaro che deve pagare un canone per la terra posta nella villa del Conio di San Giobata di Porcile, detta Cognolo o Colari, e che è arborata di colari, ossia nocciole, castagne e roveri, e quindi è un'indicazione sulla produzione e sull'ambiente. E altre parti invece di questo libro ci ricordano come anche il fiume poteva intervenire a mutare la situazione. Infatti vi è un documento in cui non si ritrovano più i terreni per i quali si doveva pagare, e qui siamo a Rivarola. Ecco, alcuni devono pagare per tanti anni per le terre che coltivavano, ma non possono perché non ritrovano più i terreni in quanto sono stati inondati e portati via dalle acque. Quello che è interessante anche in questo libro sono sempre i passaggi che avvengono, come nella terra di Carasco, dove viene fatta investitura a un certo Benedetto Bacigalupo perché possa coltivare le terre pagando un certo canone e accompagnando questo canone con il pagamento di 5 galline all'anno. Ma nel tempo, alla sua morte, gli eredi ereditano anche questa investitura, però non pagando per molti anni. Nel 1742 si va in causa, il rappresentante appunto per la Chiesa va in causa presso la Rota Civile a Genova e ottiene l'ordine di pagamento. La famiglia, gli eredi, non hanno i soldi e chiedono quindi di essere aiutati a pagare, e l'aiuto gli viene dato da un versamento fatto dal magnifico Stefano da Passano, che versa una somma per completare la cifra che doveva essere pagata. Il tutto però è troppo complicato e difficile per gli eredi di questa famiglia, che alla fine nel 1752 vengono i beni che dovevano pagare questa cifra, vengono con un nuovo atto investiti ai reverendi padri delle scuole pie di Chiavari, che da Genova sono venuti a Chiavari, i quali pagheranno ogni anno, e vi è l'elenco dei nomi dei padri, dei superiori, che pagheranno per ogni anno la somma stabilita più le galline. Con questi sistemi
oltre che a mantenere il territorio, a fare in modo che le terre producessero, si avevano delle entrate anche abbastanza importanti per la stessa Chiesa e per i canonici, ma soprattutto si aveva un mantenimento delle terre che così non venivano perdute. Qui noi abbiamo un'indicazione di tutte queste terre, delle loro produzioni e soprattutto di questi passaggi di proprietà che nei secoli passano da una famiglia all'altra appartenenti allo stesso territorio.